Il problema è che comunque è sempre un fondo USA, cioè la mia paura è sempre che mo hanno vista Paziel, sai, come il bambino, no? Che vede il giocattolo, lo voglio, lo voglio, lo voglio, nel momento in cui ce l'ha, dice a boia, è passato Eugenio e ammannanza, e quindi ci ritroviamo nei casini. Però da tifoso del Napoli, per esempio, mi auguro che questo fondo USA entri in società, ma fin quando De Laurentiis avrà la forza, la gestione del club sia in mano a De Laurentiis. Loro mettono i fondi con, che ne so, faccio un esempio, faccio delle cifre, col 60% della proprietà, ok? Che così possono fare lo stadio, che così possono fare, perché poi Rizzetta ha parlato dello stadio insieme al palazzetto del Napoli Basket, cioè quindi come progetti, e secondo me hanno anche i soldi per poterlo fare, quindi mi piacerebbe che ci diano una mano. Però l'uscita di De Laurentiis vorrei che fosse una cosa graduale, capito? Che pian piano si faccia da parte, mentre capisci anche le intenzioni che hanno questi qua, perché poi nel momento in cui vedi Amalabiata dici fermi tutti, chi si cade nella capa in merda, vedete che la cata fa, capito quello che ti voglio dire?